Ecco, voi vi siete battuti invece per l'Erasmus, per aumentare i programmi di Erasmus, il fondo giovani. Non trova che l'Europa sia un po' sorda davanti a queste tematiche? Ma guardi, noi siamo attenti anche alle casalinghe. Se dovessi andare io al governo darei 3.000 euro a testa alle casalinghe, In o che anche senso, scusa? Cioè, 4.000, sì, perché non non è un problema. 5.000? O 5.000, ecco. Il problema è essere seri al di fuori della campagna elettorale. L'Unione Europea mette a disposizione degli Stati membri una strategia che si chiama Europa 2020, nell'ambito del quale l'attenzione nei confronti dei giovani è significativa. Ci sono risorse non solo per l'Erasmus ma anche per la Garanzia Giovani, che individua un percorso formativo e di inserimento nel mondo del lavoro per coloro che oggi non ce l'hanno. E sono soldi questi, non sono chiacchiere, sono soldi che le regioni hanno già a disposizione, sono già partiti i primi bandi, ci sono alcune regioni che non sono partite perché non si sono attrezzate dell'impianto normativo del recepimento all'interno degli propri strumenti di programmazione, ma ci sono le regioni che possono già partire e mettere a disposizione dei giovani in maniera concreta queste risorse. Senza attenzione ai giovani non c'è futuro, non ci possono essere pensioni, non ci può essere neanche lavoro. Ecco perché la centralità dei giovani è importante per il loro futuro e per la produzione del reddito.